benvenuti a Noi Chiesa. Questa settimana dedichiamo un'ampia parte della nostra trasmissione al tempo di preparazione alle feste patronali in onore di Maria, venerata nella nostra diocesi sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto e Nostra Signora di Montallegro. Iniziamo con Chiavari, dove all'inizio del tempo di preparazione alla festa patronale è stato presentato il programma degli eventi. Il primo appuntamento lunedì 22 giugno con la seconda edizione della Cena della Città, un evento nato nel 2025 che precede l'inizio della novena per la festa di Nostra Signora dell'Orto, per avere un'occasione in più di condivisione e raccogliere fondi a sostegno della Cattedrale di Chiavari. E ritrovarci insieme per far dialogare tutta una città che in questi giorni è in festa con un percorso di fede che ciascuno vive. Quindi credo che sia importante in occasione delle feste patronali proprio che emerga questo desiderio di dialogo tra la comunità civile e la comunità religiosa. In più il fatto che l'anno scorso ci fosse tanta gente e che quest'anno di nuovo c'è, come si dice, il sold out, fa ben sperare anche per i prossimi anni. Dal 23 luglio la cattedrale aprirà alle 5:30, poi alle 6 le lodi e la messa affidate ai sacerdoti delle parrocchie di Chiavari fino al 1 luglio. Domenica 28 giugno alle 18 la messa presieduta dal vescovo di Casale Monferrato Gianni Sacchi in occasione del pellegrinaggio di religiose e religiose. Ci sarà anche l'arcivescovo di Genova Tasca, questo in occasione della messa delle 6, il giorno della festa. Il programma ricalca un po' quello degli scorsi anni con la presenza di alcuni vescovi un po' da diverse parti d'Italia. Viene il vescovo di Casale, il vescovo di Pavia che ben conosciamo, viene il vescovo di Verona, proprio a dire anche un po' che poi la Chiesa quando festeggia ha sempre un respiro universale, mai soltanto locale. Là dove c'è un vescovo c'è tutta la Chiesa che prega, quindi anche questa è una cosa importante. Come momento altro conviviale, un momento che farà di raccordo il 2 luglio tra la messa e il concerto serale, un altro momento conviviale in piazza organizzato insieme agli uomini del Ruinà, che mi sento di ringraziare sempre per la collaborazione, e l'occasione per il sorteggio dei biglietti della sottoscrizione a premi. Sempre il 2 luglio alla sera al concerto La Buona Novella per Nostra Signora dell'Orto, promosso dalla Filarmonica di Chiavari con la Napo Band e il Coro Quadrivium. Il 3 luglio in serata la processione solenne per le vie del centro. Accanto a questo, tra gli appuntamenti curati dal Comune, il 2 luglio la tradizionale fiera e il giorno seguente lo spettacolo pirotecnico a conclusione della processione. Ricordo che ci saranno 306 banchi esposti nel nostro centro di Chiavari. Questa è una delle cose, che mi preme dirlo, perciò un altro momento importante per il commercio cittadino, per il turismo, perché richiama veramente tante persone. L'altra cosa poi dopo, naturalmente lo spettacolo pirotecnico che sarà, la sera del 3 luglio ed è un altro momento molto atteso da parte sia dei turisti che naturalmente dei nostri concittadini. E come avete sentito, l'appuntamento che ha idealmente inaugurato il tempo di preparazione alla solennità patronale di Nostra Signora dell'Orto è stato la Cena della Città, una cena servita da circa 50 volontari a 315 ospiti nel cortile del seminario per il terzo anno consecutivo, un momento di fraternità e di solidarietà. Hanno sbucciato e cotto circa 1 quintale di patate per 315 persone. Hanno preparato la porchetta, hanno cotto e condito i ravioli. 50 volontari hanno lavorato in cucina e servito ai tavoli per la seconda edizione della Cena della Città, Chiavari in seminario. C'erano giovani e meno giovani, chiavaresi di ogni parrocchia, persone che semplicemente sanno mettersi a disposizione per una festa, quella dedicata alla memoria dell'apparizione di Maria nell'orto, che sa di famiglia e di tradizione. La raviola ragù semplice, il genovese magro e con ragù, con tucco, carne, che stamattina che cucina cotto, ha fatto il suo lavoro. E chi li ha fatti tutti questi ravioli? I ravioli qua l'ha fatto il pastificio Lalalu di piazza San Fronte, che io le prendo quando facciamo la festa lì, ci forniamo lì e ci troviamo bene, ci accontentano. Quanto devono cuocere? Un pochino via, 5 minuti ci stanno. Tanti ragazzi hanno servito ai tavoli. Qua prepariamo i piatti da portare poi in tavola, da portare alle persone che sono venute stasera, ci facciamo un bel mazzo perché comunque c'è da andare avanti e indietro
velocemente, però dai, tutto bello e una buona serata per adesso. Mi diverto, diciamo che mi diverto, per me è un onore essere qua. Eri già l'anno scorso, no? Esatto, già l'anno scorso, quando Don me l'ha chiesto, ho subito detto di sì. Sto aspettando il rifornimento di ravioli, sto dando una mano a un mio amico che io i tavoli li ho finiti un po' di tempo fa, ci diamo una mano, si collabora, lo spirito è questo, amicizia. Vanno molto, anzi vanno di più di quello che arriva per ora. In questo momento facciamo starci dietro. Quando il Don ha bisogno, volentieri. Poi queste sono serate belle in amicizia, in condivisione. Iniziano le feste patronali praticamente con questa cena della città e tu lo sai che la festa della Madonna dell'Orto è sempre un appuntamento al quale non si può mancare. Le istituzioni hanno voluto far arrivare la loro vicinanza alla cattedrale. I proventi della cena infatti vengono destinati ai lavori di manutenzione dell'edificio sacro, ma per loro è stata anche l'occasione per sedersi a tavola e condividere un momento di fraternità al di là dei soliti schemi. Sono molto contento di essere qua, primo perché devo ringraziare chi ha organizzato, perché questo è un bellissimo posto e l'idea di avere una cena con la cittadinanza è una cosa molto positiva, fa vedere qual è il clima della città e di fronte a un'iniziativa del genere non ho potuto mancare perché mi sembra veramente una cosa importante. Ma prima ancora di questi appuntamenti, l'immagine di Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto, è stata posta sull'arca processionale nella cattedrale di Chiavari. Un gesto semplice di fede e di devozione e di cura che è stato compiuto da un gruppo di volontari, gli ortolani. Non è solo il gesto che precede la festa, è una tradizione che si ripete ogni anno con straordinaria puntualità e fedeltà ed è anche un rito che si tramanda di padre in figlio. Gli ortolani sono un gruppo di volontari, tutti uomini, che portano a spalla l'arca processionale di Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto la sera del 3 luglio, quando per le strade di Chiavari si snoda la processione, e preparano l'arca processionale che a partire da sabato 20 giugno è sistemata sul corridoio di sinistra nella navata centrale della cattedrale di Chiavari per la preghiera personale dei fedeli. L'immagine di Maria, dipinta prima dell'apparizione della Vergine per volere di Maria del Guercio, la turchina, accoglie chi entra nella chiesa madre di Chiavari e ricorda come segno eloquente che la città è tutta in festa. Lo sarà anche lunedì quando si terrà nel cortile del seminario la seconda edizione della Cena della Città, primo dei momenti d'incontro organizzati dalla Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto in occasione della festa patronale, un'occasione per raccogliere fondi per la cattedrale stessa. A darsi da fare nell'autentico spirito di servizio ci saranno anche gli ortolani, impegnati a pochi giorni dalla festa nel montaggio del supporto e della cassa stessa, un gesto di cura che per qualcuno è arrivato alla quarta generazione. Io sono da 20, quando avevo 20 anni, mio papà lo faceva, però poi ero venuto vecchio e non ce la faceva, allora mi ha detto sta a sentire, vieni un po' te, che te ce la fai. E allora, è venuto qualche volta così mio papà, ma solo così, e però da quando avevo 20 anni. Adesso quanti ne ha? 85. Padre in figlio e adesso ci sono anche i nipoti. E poi è un nipote che sono proprio orgoglioso di averci, veramente un bravo nipote. Viene spontaneamente o sì, è diciamo... Sì. Lo fa volentieri, non è che ce lo devi far fare. Martedì inizia il tempo di preparazione alla festa patronale in onore di Nostra Signora dell'Orto. Ogni giorno alle 6 nella cattedrale di Chiavari la recita delle lodi e la Santa Messa celebrata a turno dai sacerdoti della città. Tutti i pomeriggi alle 17 esposizione dell'Eucaristia, rosario, supplica e benedizione eucaristica. Lavoravo in ferrovia a Genova, no? Sì. E c'era la Madonna dell'Orto, no? Erano altri tempi però. Il capo mi ha detto, te vai tranquillo che nessuno ti dice niente. A
Pallo, al Santuario Mariano di Montallegro, ha preso il via la novena in preparazione alla festa patronale. Ogni mattina alle 4:30 l'apertura del santuario, la recita del rosario, delle litanie, la celebrazione della messa, un momento che attira sempre tantissimi fedeli. In preparazione alla festa, che anche quest'anno terrà insieme la devozione popolare, la fede, la fiducia nei confronti della Vergine e la tradizione. È iniziata la novena, che momento è stato questa mattina, che cammino è questo? È iniziata questa mattina all'alba molto presto e tantissima gente che si alza nel cuore della notte. È un momento bello perché stupisce sempre, ecco, questa partecipazione popolare, corale, sentita, gente che prega, gente che canta, ecco, che è felice. A me il compito come rettore del santuario intanto di accogliere e poi anche un po' di raccogliere, ecco, questa storia che mi precede, questa storia che poi si consegnerà anche alle generazioni future e niente, protagonista grande è Maria. La novena segue il filone di alcune frasi che sono diventate un po' proverbiali di Carlo Acutis. Il santuario nel mese di maggio ha accolto la sua reliquia perché abbiamo scoperto essere anche lui un pellegrino assiduo, essere stato un pellegrino assiduo del santuario, anzi l'ultimo pellegrinaggio della sua vita l'ha fatto proprio lì. E davanti alla Madonna di Montallegro, nell'ultimo pellegrinaggio della sua vita, lui chiede la grazia di andare direttamente in paradiso senza passare dal purgatorio. Allora abbiamo preso 9 frasi, ecco, che lui amava dire. Quella di questa mattina è non io ma Dio, che è questo cambio di prospettiva totale. E nelle altre mattinate ci saranno sempre altre frasi del santo che ci accompagneranno a capire se anche per noi questo itinerario è un itinerario possibile. Una preghiera trasversale, credo sia quella della pace. Il nostro popolo chiede a Maria di volgere gli occhi verso questo mondo che pace non ha, come dice l'inno alla Madonna di Montallegro, e poi grazie perché tutti hanno motivo di ringraziare la Madonna per qualche momento e per qualche particolarità della loro vita, della propria vita, per cui sentono che la Madonna è intervenuta potentemente. Nostra Signora di Montallegro, la città si prepara a omaggiare la sua patrona. Con che spirito si vive oggi la festa? Allora, stamattina abbiamo iniziato la novena ed è bello ritrovarsi al mattino presto con la preghiera insieme a ricordare e fare memoria della visita di Maria alla nostra terra, perché è certamente un elemento che rinnova speranza nei cuori, come dire, uno sguardo che anche un po' di stupore sulla vita e di speranza, ripeto, magari sulle questioni che ognuno porta con sé personalmente. In più secondo me è anche bello ritrovarsi a pregare non solo per sé, ma anche per la nostra città e perché no, anche per tante questioni aperte nel mondo. Ecco. Che momenti saranno? La parrocchia ha in programma diversi incontri per fare comunità. Sì. Allora abbiamo numerosi appuntamenti, oltre ovviamente quelli delle feste principali. Sarà con noi il nostro vescovo il giorno dell'apparizione, il 2 di luglio. Sarà anche con noi nel momento in cui della messa in cassa della Madonna, che è un altro momento molto sentito, il 1 di luglio al mattino dopo la messa della novena. E poi sarà con noi anche il 3 di luglio invece fratello Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Apostolica, che ci accompagnerà con una riflessione. Tra l'altro quest'anno è anche un anno giubilare francescano e quindi avremo anche dei riferimenti a questo importante evento. E poi la messa per i malati con l'unzione degli infermi domenica 28 alle ore 16:30. Con che spirito la città si prepara a vivere i festeggiamenti in onore della sua patrona? Con tanto impegno, tanta passione, tanta emozione, che per un appuntamento particolarmente importante risale a 469 anni or sono, ma che mantiene intatta la sua attualità e consolida un legame profondo che lega Rapallo alla sua patrona. Che cosa chiede la città alla sua patrona? Di perpetuare la sua protezione, della quale abbiamo testimonianza in quella lunga teoria di ex voto
che sono esposti al santuario e ancora recentemente in occasione della mareggiata del 2018. E saggezza per tutti i governanti a livello internazionale. Viviamo un momento di particolare tensione, di guerre, e saggezza anche per gli amministratori locali. Ci accingiamo a scelte importanti per la nostra città, saggezza per le nostre famiglie e luce per i nostri giovani. Con che spirito la città di Rapallo si prepara a vivere la festa in onore della sua patrona? Rapallo è pronta a vivere le feste patronali come ogni anno, c'è molto entusiasmo, molta sinergia fra i sestieri e tutte le associazioni cittadine che contribuiscono alla perfetta realizzazione delle nostre feste. Noi siamo contenti come ogni anno e la città è pronta per questi 3 nostri giorni. Chiede qualcosa di particolare alla città? Io sono molto contenta come sindaco che sono arrivate le nostre feste come ogni anno e soprattutto la città la vedo davvero pronta, aperta e preparata a vivere questi 3 giorni di tradizione, di storia, di cultura, quindi non solo la parte religiosa ma anche la parte dei nostri fuochi, la parte laica che è portata avanti col grosso impegno dei nostri sestieri. Ormai ci siamo, è iniziata la novena, con che spirito si avvicina appunto alla festa di Nostra Signora di Montallegre? Sempre con lo spirito della festa. Il bello di tornare a una consuetudine che ogni anno si ripete è ritrovare il senso della festa e ritornare a quelle consuetudini che ci portano verso il santuario, verso una lunga storia che però emoziona sempre, ogni volta. Quest'anno come i festeggiamenti da che saranno guidati, come si svolgeranno? Quest'anno ricomincia il giro, il primo motivo da Langan, comincia a San Michele, il sestiere azzurro, che ha il compito di effettuare la sparata di mezzogiorno del panegirico e anche di sostenere la processione del 3 luglio rispetto all'organizzazione, dando una mano all'Oratorio dei Bianchi che notoriamente guida questa importante manifestazione. E poi ci saranno le serate dedicate proprio alle sparate. Certo, 3 serate, ogni sera 2 spettacoli pirotecnici, va bene, la mattina dell'1 ci sarà una piccola apertura a giorno effettuata da tutti i sestieri insieme e poi i consueti scambi di saluto con gli immortaletti e ogni sera 3 spettacoli pirotecnici di rispettive ditte appaltate da ogni sestiere e il incendio del castello al passaggio della processione dell'Arca Argentea. Giovani, meno giovani, tutti coinvolti comunque, com'è il clima che si respira? Ma guarda, stamattina Don Trovato da un po' di anni ci chiede di animare alcune mattine della novena. Questa mattina ha cominciato a San Michele ed è stato molto confortante vedere 2 file davanti piene di massari del sestiere, adulti, anziani ma anche e soprattutto dei ragazzini, il che insomma, in qualche modo ci fa ben sperare. Ecco. Genova e in generale le comunità della Liguria sono devote a San Giovanni Battista e a Genova in particolare il santo è il patrono della città. L'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha presieduto la celebrazione dei Vespri a cui è seguita la processione fino al Porto Antico, dove si è tenuta la benedizione del mare e della città con le reliquie del santo. Nella solennità di San Giovanni, nella cattedrale di San Lorenzo, il cardinale Angelo Bagnasco ha celebrato la messa nel 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Nel corso della celebrazione, padre Marco Tasca ha consegnato al cardinale Bagnasco l'autografo pontificio con la benedizione apostolica inviata da Papa Leone XIV. Sono diverse le comunità del nostro territorio, del territorio della diocesi di Chiavari, che celebrano San Giovanni Battista e così ha fatto anche quest'anno la comunità di Cogorno. La comunità di Cogorno si ritrova ogni anno per celebrare la festa di San Giovanni Battista, una devozione antica radicata nella vita delle famiglie che vivono nella parte collinare del territorio. Qui la parrocchia è intitolata San Lorenzo, ma la comunità celebra San Giovanni nell'antico oratorio dedicato al precursore. Tutti gli anni ci si incontra nelle solennità di San Giovanni Battista per dei momenti religiosi più relativi alla spiritualità
nostra del popolo, per poi chiudere la solennità il giorno di sabato con una parte più ludica, più di stare insieme mangiando. Il vescovo ha raggiunto la comunità di Cogorno per celebrare la messa nel giorno della memoria liturgica e ha proposto una riflessione ispirata al brano del Vangelo che descrive alcuni dei gesti compiuti dai genitori nei confronti di Giovanni subito dopo la sua nascita. Monsignor De Vasini ha tratto da qui spunto per alcune considerazioni attuali oggi per ogni genitore. La generazione di un figlio è un atto teologale e morale. È un atto teologale nel senso che è l'atto dell'invocare ed accogliere un dono, una grazia, una benedizione, perché questo è il figlio, un dono, una grazia, una benedizione. L'atto del generare, come dire, non è autorizzato da un bisogno narcisistico di realizzazione di sé. Il figlio non è un ingrediente dell'autorealizzazione, pensato e prodotto a partire da un bisogno. Quando questo accade, i genitori finiscono per proiettare sul figlio le proprie attese, le proprie aspirazioni, i propri progetti personali, sociali. Ma considerare il figlio oggetto di un diritto, da un lato è, come dire, ledere la dignità di questo figlio, che non è una cosa, e dall'altro è misconoscere la sua natura. Egli è dono di Dio, è benedizione di Dio, è grazia di Dio. E poi dicevo, oltre che atto teologale, l'atto del generare è un atto morale, è un atto del disporsi nei confronti di questo figlio. L'idea di Dio che questo figlio si farà, l'idea di mondo che questo figlio si farà, sarà quella che gli trasmetteranno i suoi genitori, con la parola ma innanzitutto con l'esempio della vita. L'atto del generare non può scaturire da un bisogno narcisistico dei genitori. Il vescovo ha confidato che spesso nelle lettere che i cresimandi scrivono accostandosi al sacramento della confermazione emerge la preoccupazione di non corrispondere ai desideri dei genitori, da cui scaturisce per i ragazzi una sottostima di sé, una sovrastima dei genitori e il fatto di vivere i fallimenti e le ferite in maniera estremamente negativa. Tante persone hanno fatto dei limiti, delle ferite, dei fallimenti un'occasione di crescita e di trasformazione. Quindi vuol dire che è possibile. Queste persone hanno realizzato cose grandi, hanno fatto della loro vita un capolavoro, partendo dalle ferite, partendo dai fallimenti. Quindi lasciarsi istruire da queste cose che prima o poi a tutti capitano nella vita, non lasciarsi deprimere, ma farne un trampolino di lancio. Tutti sono chiamati a portare Cristo nelle strade del mondo come il Battista, a partire dalle fasi più fragili e più nascoste dell'esistenza, perché, ha ricordato il parroco, congedando i fedeli, nessuno è un'isola in una comunità. Siamo tutti dei chiamati a essere portatori del messaggio di Cristo nelle strade degli uomini. Io quello che dico sempre ai miei parrocchiani in Cogorno, ricordatevi che quando scendete giù a Lavagna, voi annunciate cosa ci avete nel cuore. Se avete un cammino di fede, un cammino in cui i santi che vi sono stati consegnati, Giovanni Battista, San Bartolomeo, San Lorenzo, i titoli mariani che vi sono stati consegnati, la Madonna di Caravaggio e la Madonna delle Grazie, se dicono qualcosa al vostro quotidiano, voi questo qualcosa lo portate nelle strade di Lavagna e di Chiavari, della diocesi, come messaggeri di quel Vangelo che vivete. Ma ne dovete essere consapevoli. Ecco cosa ci dice oggi la solennità di San Giovanni Battista. Don Paolo Bacigalupo non è più parroco di San Giovanni Battista a Chiavari. Dopo un lungo tempo di discernimento ha chiesto al vescovo di Chiavari un tempo sabbatico di riflessione. Don Paolo manterrà la legale rappresentanza che cesserà con l'inizio del ministero del suo successore, la cui nomina è prevista per il mese di luglio. Nel periodo di transizione sarà Don Emiliano Malia, vicario parrocchiale, ad assumere la responsabilità della cura pastorale della comunità di San Giovanni. Ho espresso la gratitudine della comunità diocesana e mia personale per il servizio ecclesiale da lui svolto fino ad oggi con fedeltà, passione, intelligenza e coraggio, ha detto Monsignor De Vasini, che ha espresso profondo e sofferto rispetto per la decisione presa dal sacerdote, condivisa e accolta. Accompagniamo Don Paolo con la nostra preghiera e il nostro affetto, ha concluso il vescovo.
Ora andiamo a Levante, andiamo a Trigoso, dove la comunità parrocchiale di Santa Sabina ha organizzato una grande festa per celebrare la conclusione dei lavori per la sistemazione del concerto di campane, che è stato ruotato e in parte ristrutturato. Grazie alla collaborazione dell'Associazione Campanari Liguri, inoltre, è nuovamente possibile suonare manualmente le campane. La comunità di Santa Sabina a Trigoso ha ultimato alcuni interventi di manutenzione straordinaria del concerto di campane. Le 3 maggiori, che sono le più antiche, sono state ruotate. Il campanone è stato realizzato a Genova nel 1863, la seconda e la terza campana sono state realizzate a Recco nel 1838. Presentavano un elevatissimo grado di usura nei punti di percussione dei batacchi, quindi è stato necessario effettuarne una rotazione di circa 60 gradi per individuare nuovi punti di battuta. Questo concerto ha un grande valore storico, in quanto è un concerto sostanzialmente ottocentesco, e la campana maggiore è firmata dal fonditore Andrea Maggiolo, che era un fonditore genovese, che è l'ultimo esponente di una dinastia di fonditori che ha cominciato a fondere alla fine del Settecento, e ci sono circa finora censite una ventina di campane in tutta la Liguria con questo nome. La seconda e la terza sono campane dei fratelli Picasso, sono molto più antiche perché sono del 1838 e sono state fuse proprio a Trigoso in loco, quindi sicuramente nelle adiacenze della chiesa parrocchiale. La quarta campana è di inizio Novecento, a firma di Francesco Picasso, e la quinta campana è stata aggiunta dall'arciprete Cafferata negli anni 50. E sostanzialmente è un concerto ottocentesco a cui è stata aggiunta una quinta campana, e appunto sicuramente la campana maggiore è quella che storicamente è un po' più rara, quindi ha un interesse storico un po' più alto. Nello stesso tempo sono stati sostituiti i supporti usurati. I nuovi supporti sono realizzati in materiali più teneri e meno usuranti. Ma c'è un'altra novità introdotta grazie alla collaborazione dell'Associazione Campanari Liguri, che ha ripristinato il suono manuale. Da adesso le campane di Trigoso, dopo qualche decennio di suono esclusivamente elettrico, possono ritornare a essere suonate manualmente, e sicuramente tutti se ne accorgeranno, perché il suono è molto più dolce, diciamo è il suono naturale per cui si esprime la campana, e spero che agli abitanti sia gradito, perché è sicuramente una valorizzazione di un piccolo patrimonio che tutti gli abitanti di Trigoso hanno e che forse non sanno di avere, diciamo. La parrocchia ha organizzato un momento di festa per l'inaugurazione del concerto rinnovato. Prima dell'inizio della celebrazione diversi campanari si sono alternati. È stata l'occasione per rinnovare una tradizione che sa attirare anche i giovani, come il campanaro di Levi, Giacomo Bandelloni, 18 anni, o il giovanissimo Mattia Ricci, nato a Pisa, o Flavio Scopesi, che spesso suona le campane di Missano, o ancora Matteo Boggio, che vive ad Avegno. Suono le campane da 8-9 anni. Abito a Levi e sono il campanaro di Levi, e vado a suonare in tutte le chiese, e mi piace molto suonare le campane, che da piccolo mi è venuta la passione. La mia passione per le campane è nata quando avevo 1-2 anni, perché sentivo le campane della mia parrocchia di San Giovanni Evangelista, che era proprio accanto a casa mia, che suonavano ogni domenica, e quindi mi appassionava questo suono. Quindi quando visitavo i miei nonni in Liguria ho cominciato a suonare nella parrocchia di Massasco con il tastierino elettrico nella sacrestia, e ora sono iscritto all'Associazione Campanari Liguri e sono molto felice perché vado un po' dove mi capita. Ho iniziato a suonare quando avevo 7 anni, i miei genitori mi raccontavano che quando sentivo anche quando ero più piccino, che sentivo suonare una campana, alzavo la testa per sentire dove era, così. Allora ho sempre avuto questo fascino per le campane, e ho detto perché non inizio, quindi allora a 7 anni sono salito per la festa patronale sul campanile, ho suonato
un brano così che sapevo che era l'inno alla gioia, poi col passare del tempo ho imparato le altre suonate e è una cosa che mi affascina sempre di più e spero di continuare. Ho questa passione all'incirca da quando avevo 6 anni, quando il giorno dell'Epifania ho sentito suonare le campane del mio paese, da lì ho cominciato ad avere questa passione e cercherò di mandarla più avanti possibile. È seguita la celebrazione eucaristica, la benedizione del concerto di campane rinnovato e infine un momento di festa sul sagrato della chiesa, in uno scenario suggestivo, in un clima di grande fraternità, perché le campane sanno radunare le persone e anche in questo caso hanno assolto il loro compito. Io abito sotto a 10 metri dal campanile di Trigoso, la mia camera è proprio sotto le campane e devo dire che è cambiato decisamente il suono delle campane, più armonico, più decisamente migliore. Ricordo quando ero ragazzo andavamo insieme al campanaro, salivamo su, il campanaro suonava con 2 mani e 2 piedi come una scimmietta lì sullo sgabello. E io raddrizzavo il campanone, cosiddetto campanone, con la corda e poi lo tenevamo e facevamo fare il giro del campanone, era la suonata festa delle campane. Sento suonare le campane da tantissimi anni e mi fa piacere che ci sia stato questo rinnovamento. Mi auguro di proseguire sempre per sentirle sempre suonare con tanto piacere. Questa è una bellissima festa fatta per le campane, è una festa fatta molto bene, è una festa riuscitissima. Tutto questo è molto bello, è una cosa che unisce la gente e unisce il coso. Le campane sono una cosa meravigliosa, hanno suonato a festa tutto il pomeriggio e la festa è riuscitissima. Alla prossima! Termina così il nostro appuntamento con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.